siamo di nuovo qui io e Armando. Ciao Armando, come Ciao. stai? È un pezzo che non si vediamo più, Una Bruno. vita che non ci Io vediamo. so, io so che tu abbi pazienza, io so che tu ami l'estate e ti ha portato qui questo calore che inizia, ti ha portato su qui vicino a Casa Zanotto per far cosa? E qui sei venuto con una grinta strepitosa, Armando. Dai che facciamo le ricette per le signore, per quelli che vanno al mare, che sono affaticati dal lavoro e vanno al mare per riposarsi e rilassarsi. E ora, quale meglio droga e se sta qua? È il cibo, quello che faremo adesso, ste ricette, dando questa sensazione di emozioni. Dopo che ti hai compiuto 50 anni ti si diventa grintoso, eh? Oh, miseria. Bravo, bravo. Armando. Senti, quasi quasi ti farei fare la trasmissione ti solo. No, 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 mi me vuole un che mi spuncia. Che te spunta. Ecco, ora come No, spuncia. veramente mi sono venuto qua perché sentivo la mancanza del mio amico Armando di fare una ciacquerata con lui sui cibi, sulle ricette che Armando inventa sempre Certo, nuove anche. sì, sì, come no. E pensiamo di iniziare una serie come si può dire, di puntate che orientano il nostro affezionato ascoltatore a seguirci molto, perché ci sarà Bruno Zanette con Armando Zanotto, ci sarà pure Armando Zanotto da solo che stuzzicherà verso mezzogiorno, magari qualche giorno alla settimana, Sì, sì. le nostre amiche. Sì, perché le amiche, tu sai, a mezzogiorno sono, diciamo, con grande attenzione a preparare quel pranzo Che molto, magari molto non veloce. sanno cosa fare. Ecco, È che basta soltanto accendere, Certo. che ne so, Veneto Globe, andare sulla nostra piattaforma Certo, e che basta Ok. fare un clic. Sì, sì, sì. E Armando in 3 minuti risolverà il problema. Ma del speriamo che sia, mezzogiorno. io spero che Sarà sia così, sì, sarà, sì. sarà così. Però oggi ricominciamo io e te. Come incominciare? Incominciare con i frutti di stagione. Sì. Cioè, tu hai Con le sempre cose, detto, io ho sempre detto, caro Bruno, che dobbiamo sempre, diciamo, creare il cibo, creare queste tentazioni gordarece, no? Crearle nel periodo, trovare quei cibi, quelle cose, quegli ingredienti, prima cosa del territorio, seconda cosa di stagione. Come adesso, caro Bruno, gli io ho esempi. visto, fermo, te l'ho visto brillare gli occhi come do bisi verdi, Ecco, i bravo. bisi. Ecco, vedi, bravo. Contami dei Ecco, dei bisi. bisi adesso è la stagione dei bisi freschi. Porco diavolo, perché non cimentarsi, care signore, su queste ricette dei bisi, che lei è una meraviglia. E quindi vi do qualche indicazione di cosa poter fare. Allora, innanzitutto il biso fresco, una volta mi ricordo un aneddoto che mia mamma mi faceva curare sempre i bacelli dei bisi e allora tra un bacello e l'altro ho scoperto di mangiargli un crudo. Un riso o un bacello? Un bacello, Bacello come il sì. bacello? A mangiargli uno crudo e ho sentito una sensazione piacevole. Era sgarbè, diciamo indietro, Si sgarba. sti pisei e ne mangiavo abbastanza. Da lì mi è sorto anche qualche aneddoto per fare qualche ricetta, quindi qui bisi, miei cari signori, si può fare una classica minestra di risi e bisi, che questa è di epoca, tradizione, semplice, perché più semplice di questa non esiste. E quindi si crea del brodo vegetale e quindi al brodo vegetale si unisce il riso semplice, i 50 grammi, non di più per persona, e si mette 2 o 3 manciate generose di questi bei pisei Questi sei freschi. ingredienti. Sì, questi sì. sei ingredienti. Pensa che poi c'è, se vogliamo appesantirla, ma l'estate la indicherei in questo sistema.
portare a cottura 20 minuti questo sistema di minestra di riso e bisi e se per i mai contenti può essere della pancetta croccante messa dentro. Ah. Ecco, questo si mangia così. E invece sempre con i bisi si può fare un bel risotto con i bisi all'onda. Cioè tu ti dici che la roba più semplice la si crea de boier a riso sul brodo. Questa per fare sta minestra. La minestra. Questa è, adesso prendiamo... Prima riso Sì, sì. nel brodo, dopo i bisi. No, i bisi assieme e si porta avanti. Assieme al riso. Sì, si porta avanti per 15 minuti fino a cottura 15 e poi si serve e si butta dentro la pancetta se Buono, vuoi, se no buono, no. buono. Oppure Sai che non ci avevo mai pensato. Pensavo sempre sì, sì. all'elaborazione. Oppure Questa- può essere una minestra, un risotto all'onda. Era un risotto all'onda con i bisi sempre freschi, fantastico. Quando mangi questo risotto è proprio scivola, come fossero delle piccole onde marine. E quindi dai una sensazione piacevolissima, perché a fine te fa una mantecatura delicata di burro e pochissimo parmigiano, però deve essere generoso, una bella grattata del pevero masnà al momento. Questo qua ti sente l'esaltazione del piccantino piacevole. Questo qua è semplice come tutti i risotti che voi sapete fare. Pure nata le cornea, nata le cornea. Le cornea? Sì. No. Cos'è? Praticamente non le cornea. le cornea intese sì, come... sì, come cibaria. Cibaria. Quindi queste sono delle no, qui nel riso si può parlare ancora con i piselli, si può parlare di creare degli antipasti con i piselli. Ai piselli praticamente fai qualsiasi antipasto, le metti proprio in gradazione dei piselli crudi che contornano, oppure può essere dei specchi di crema di piselli nel piatto e tu diciamo adagi dolcemente il prodotto che vuoi, è un antipasto che può andare molto bene. Armando, senti una roba, ma forse no, forse anche no. Ma se mi sono la signora Maria, che so io anche. Sì, un po', sì. Se sono la signora Maria che sono là a casa e ti sento che ti mi spiega come fare, se te chiame? No, non è possibile. Come no? Ah sì? Sì. Potremmo arrivare anche a questo? A questo con calma, anche a questo sì. Con calma. Possiamo risolvere dei problemi che loro hanno. Ma adesso la anche, prima ricetta... anche molto, ma molto simpatico, caro Bruno, proprio in diretta. Ne dai il tuo numero del Veneto Globe e in diretta può essere chiamato. Facciamo l'aiuto, Sì. però più avanti. Con questa ricetta abbiamo finito? Questa qui è finita. Questa è finita e allora non possiamo che salutare le nostre amiche, i nostri ascoltatori. Amiche, amici, augurarvi... anche ragazzi, ci sono dei ragazzi che adesso frequentano la scuola che ci seguono. Certo, sai? sì, poi scuola alberghiera. Abbiamo scoperto questi, come dire, questi maschietti che hanno passione per la cucina. Sì, meno male. Meno male perché quindi, le donne hanno sempre più passione per la macchina da scrivere, certo. per il computer adesso. Quindi noi oggi salutiamo tutti, amici e amiche, mi raccomando, vi auguro buon pranzo e trasmettete ai vostri mariti che vi vogliono bene questo amore di cucina. L'amore del palato. Ciao a tutti.